Un giro tra i punti vendita del Trevigiano che tengono chiuso la domenica per scelta o per forza. La proposta di Domenica No Grazie Veneto è stata accettata da un liberalizzatore DOC, Luciano Cimmino, deputato napoletano di Scelta Civica, componente della Commissione parlamentare Attività Produttive, Commercio e Turismo. Convinto sostenitore del decreto Salva Italia di Monti, che non pone limiti alle aperture domenicali e festive delle attività commerciali, l'onorevole ha ascoltato i no al lavoro festivo di commesse, commessi, proprietari di negozi. Per loro tenere aperto la domenica è impossibile, soprattutto per i costi sempre crescenti di affitti e tasse. Ha degli aumenti, andiamo ad aumentare un 15% secco di aumento di un giorno in più lavorativo che va a spalmare in 7 giorni le vendite che normalmente si sono sempre fatte in 6. Un 15% su costi già aumentati. E con questi costi sinceramente non ci stiamo più dentro. Orari continuati e domeniche sempre aperte per noi è una cosa impossibile da fare. Da Casale sul Sile passando per Treviso e finendo poi a Villorba, il commercio trevigiano è di tradizione, familiare ma moderno, fatto di sacrifici come la sveglia alle 2:30 di notte dei titolari dell'ortofrutta Gatto e di idee nuove come la gestione degli ordini via web dei latticini dei fratelli Zanchetta. Nessuno di loro però ce la farebbe a sostenere altri costi per tenere aperto anche tutte le domeniche. Ho imparato in questi anni che tutte le crisi si risolvono solo lavorando di più, allora sono un po' in contrasto con me stesso, dico chiudiamo, lavoriamo meno, ma si risolve così o si ritarda l'uscita dalla crisi? Però è anche vero, non è che i cinesi che lavorano 7 giorni su 7 se la passino meglio. Per i Domenica No Grazie il tour è servito a far capire a Cimmino che 12 aperture domenicali all'anno bastano. Proprio per far capire che anche chi è a passo con i tempi comunque non ha nessun interesse a aprire sempre e anzi a costi per nulla. Adesso stiamo cercando di confrontarci con molta serenità, con grande disponibilità da una parte e dall'altra per vedere se si può trovare un punto che magari avvicini. Molto difficile che le posizioni arrivino un giorno a combaciare, riconosce il deputato Di Monti. Intanto Parlamento e mondo del commercio attendono il rapporto Istat che presenterà il quadro di costi e benefici delle aperture domenicali e festive.